ricorda se il Tuccio, l'azienda Matura, faceva ricorso al servizio di sconto anticipazioni fatture? Che lei sappia? Non so, perché non è il mio campo, quello fa parte dell'ufficio pagamenti. Il Siglos quando è che fece poi parte del gruppo rinascente SMA? Sarà stato l'88, l'87, non ricordo di preciso. Ricorda se nei contratti che annualmente si rinegoziavano con la ditta Matura anzi, a questo proposito, mi scusi, Avvocato, mi permetto di dirle che non erano dei contratti, erano degli accordi commerciali, perché contratti la nostra azienda non ne fa con nessuno, sono accordi commerciali. Sì, accordi commerciali. Esatto, non sono dei contratti veri e propri. Accordi commerciali che lei fa riferimento a questi annuali, diciamo. Annuali sono degli accordi, non sono dei contratti, perché il contratto è un accordo commerciale. È un accordo, è verbale o è scritto? È verbale, e poi di solito i fornitori mandano una lettera in funzione di quello che si è stabilito e basta. Questo tutti i fornitori. Cioè nel quale sono riassunte le condizioni. Perfettamente. Ho capito. Ecco, appunto nell'ambito, diciamo così, di questi accordi, lei ricorda se per quanto riguarda la ditta Amalia, non la Matura, la ditta Amalia, lei ricorda se erano previste delle vendite cosiddette 3x2? Guarda, la ditta Amalia non ho avuto nessun contatto, perché credo appunto che la ditta Amalia sopraggiunse dopo il 91, credo, se non ricordo male. I rapporti che ho avuto sono stati con la ditta Matura. Quindi mi scusi, lei non sa specificare le differenziazioni eventuali tra la Matura e la Malia? Ma credo che differenziazione non ce ne fosse, diciamo, bene o male erano gli stessi prodotti, forse cambiò denominazione, non lo so, non ne ho idea. Lei non ricorda, dico, se la seconda fosse una ditta di dimensioni molto più grandi? No, questo non è in grado di riferirlo. Città Mercato quando è che venne aperta a Catania? Ma circa 5 anni addietro, se non erro. 5-6 anni, proprio già. Vado così a ricordare. Senta, Città Mercato di Catania io intendevo, sì. E in altre città furono aperte anche dei punti commerciali denominati anche Città Mercato? Palermo. A Palermo. E quando fu aperto questo di Palermo? Di Palermo fu aperta dopo Catania, ma non mi chieda l'anno perché non lo ricordo. Come incise per quanto riguarda, quindi mi scusi, su Catania mi è sfuggito un attimo la sua indicazione cronologica, su Catania ha un ricordo? Poc'anzi gli ho fatto la domanda. Credo 5 o 6 anni addietro, ma di preciso non ricordo l'anno, dell'apertura di Città Mercato di Catania. Quindi 90-91, grosso modo. Credo. Sì, ho capito. Senta, l'apertura di Città Mercato dal punto di vista del fatturato ebbe una ripercussione? Fatturato, mi scusi? Fatturato SMA. Fatturato SMA, a livello diciamo generale di fatturato, sì. Sicuramente sì, ha aperto un nuovo mercato per cui accresce il fatturato dell'azienda. Rispetto a tutti gli altri punti vendita SMA di Catania, quanto vende, se vende in più, il punto cosiddetto di Città Mercato? Ma orientativamente dovrebbe stare 1 a 10, cioè bene o male 10 supermercati dovrebbero riassumere un po' il fatturato della Città Mercato. Quindi 10 supermercati di un certo livello. Città Mercato vende quindi circa 10 volte in più? Circa, di un supermercato abbastanza considerevole.
Senta, gli organi di Città Mercato si possono o si potevano, dal punto di vista della scelta dei fornitori, orientare diversamente dagli altri punti vendita SMA? Non ho capito la domanda. Sì, ripeto, gli organi, dico, dirigenti di Città Mercato potevano orientarsi o possono orientarsi diversamente nella scelta dei fornitori rispetto agli altri punti vendita SMA? Cioè Città Mercato ha un'autonomia da questo punto di vista? Ha una certa autonomia, ma per quanto riguarda la scelta dei fornitori vengono scelte dall'ufficio acquisti, che è univoco per tutta l'azienda, sia per Città Mercato che per quanto riguarda le SMA. Senta, il Sigros nella sua strategia commerciale ha sempre dato, per dire, lo stesso spazio ideale al settore gastronomia e quindi al settore latterio-caseario, oppure vi è stata una diversificazione negli anni? Diversificazione in che senso? Mi faccio capire. Cioè un maggiore orientarsi verso il settore gastronomia e latterio-caseario. Per esempio, io le faccio questo esempio: inizio degli anni *80, qual era da questo punto di vista la strategia Sigros, da questo punto di vista, inizio degli anni 90. Ho capito, indubbiamente c'è stata un'evoluzione in tal senso, perché mentre prima possibilmente le vendite venivano effettuate tutte in self-service, poi c'è stata la svolta dei banchi di gastronomia, per cui si è evoluto il tutto, una grande fascia di vendite, poi all'inizio degli anni 90 l'hanno avuto i banchi di gastronomia. Ecco, cioè sono stati praticamente messi dei banchi di gastronomia? Nei banchi di gastronomia, certo. Una parte di merce indubbiamente, fermo restando quello dei banchi as a service. Lei ricorda se vi è stato un balzo di fatturato Sigros tra il 90 ed il 91? Per quelli che sono i suoi ricordi? Non credo che ci sia stato un balzo di fatturati in quegli anni. Notevole, ecco. Sì. Senta, lei conosce un certo frate Emilio? Sì. E chi è questo signore? Il signor frate Emilio era il coordinatore acquisti Sigros fino al 1991, credo fosse. Si occupava di un settore particolare? No, abbracciava un po' tutto il deperibile. Il deperibile. E senta, dei deperibilissimi chi si occupava? Deperibilissimi sempre il signor frate Emilio. Il signor frate Emilio. Lui era il coordinatore di tutti i deperibilissimi, compreso il deperibile. Coordinatore dei deperibilissimi. E del deperibile. E del deperibile. Sì. Non ho altro io, grazie. Il Ministero domande? Sì, soltanto due. No, mi scusi, chiedo scusa al Presidente. Lo faccio ora, Presidente, così poi evitiamo di... Ragionier Puglisi, dove si trovano attualmente gli uffici Sigros? Via Zinirco, senza numero, a Mister Bianco. Mister Bianco. E sono sempre stati lì? No, sono lì dall'apertura di Città Mercato. Precedentemente dove erano? Come ufficio acquisti noi eravamo a Piano Tavola, sì. Mentre la sede era in via Caruso a Catania. Via? Caruso a Catania. In che zona? Zona lungomare, ecco, per andare verso Ognina, diciamo. Via Battello? Via Battello, verso zona mi dice qualcosa? Esatto. Ah, via Battello. Esatto, via Battello. Ho capito. Ma comunque era via Caruso come via, non la nostra. Ho capito. Altri uffici Sigros? No. Completamente, io non ne conosco. Quando si spostarono questi uffici, ecco, se può un attimo farmi interrogare su questo punto, quando si spostarono definitivamente da via Battello gli uffici? Non ricordo. Comunque subito dopo l'apertura di Città Mercato. Ma onestamente l'anno non me lo ricordo. Grazie. Cortesemente ci fa
ci indica qual è la differenza tra i deperibili e i deperibilissimi? Il deperibile comprende i salumi, i formaggi, e il deperibilissimo abbraccia carne, pesce e ortofrutta. Il signor Frate da quanto tempo era coordinatore dei deperibili? Se non ricordo male rimase qui 2 anni. Per intenderci, al momento dell'incendio Sigros era Sì, era qui. Era qui. Sì. Ed è andato via quando? È andato via nel 91, ma il mese non me lo ricordo. Ecco, lei sa se fu vittima di qualche aggressione, di qualche No. atto di violenza? No. Sa le ragioni per le quali andò via, fu trasferito, andò via? Beh, fu trasferito, che io sappia, a Roma. Lei ha fatto riferimento a dei fornitori locali, ha fatto riferimento al Tuccio, alla ditta Zappalà, ad una ditta di Ragusa, mi pare, ad una ditta di Messina. Sì. Ecco, tra questi fornitori è in grado di dire chi fosse il maggiore, oppure erano tutti che fornivano in percentuale nella stessa Ma misura? all'epoca ricordo che chi fatturava di più credo fosse l'industria Zappalà, credo, non ricordo bene. Il Tuccio era un'azienda forse fra le più piccoline. All'epoca, quando lei dice all'epoca, quando? Fine 91, 90. E successivamente? Successivamente non lo so. Non lo sa perché lei non... No, non ho più seguito il settore, per cui non... Non ho altre domande. Può andare, ragione, grazie. Il testo successivo? La Spina Giovanni. Sì? S'accomodi. Legga la dichiarazione. Legga la dichiarazione. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è mia conoscenza. Le sue generalità complete, per favore. Nome, cognome, luogo, data di nascita, luogo di residenza. La Spina Giovanni, 26 luglio del 55, domiciliata a Camprodon del Tenneo, via Mandoviesi 52. È nata a Catania? Sì, la Catania. Sì. Ascolti la domanda dell'avvocato Passarello alla sua sinistra. Che attività lavorativa svolge, signor La Spina? Sono capoaria alimentare alla città mercato. Ricorda quando è stata aperta Città Mercato a Catania? 7 anni fa, settembre dell'89. Settembre? Settembre 89. Lei ha avuto rapporti con la ditta Matura? Sì. E con la ditta Amalia? Penso che sia la stessa ditta, però io mi riferisco solo a quello che c'era scritto nei formaggi, quindi per me era sempre Matura. Per lei? C'era scritto sempre Matura. E lei con chi aveva rapporti con riferimento alla ditta Matura? Come persone Sì, come persona, chi veniva, diciamo, da lei? Il suo interlocutore chi era? era il signor Tuccio e il signor Andolfo. Il signor Tuccio e il signor Andolfo. E quando ha conosciuto lei il signor Tuccio? La data esatta non me la ricordo, ma saranno stati 6 anni fa circa, 6-7 anni fa all'apertura. All'apertura di Città Mercato? Quando è aperto Città Mercato io mi occupavo solo di scatolame, non di scatolame deperibile. Quindi dopo un anno il mio collega è andato via e ho preso tutte e due le aree.
Senta, sa se la Matura ha partecipato mai a manifestazioni promozionali? Sì, in maniera assidua. In maniera? Assidua. In che cosa consistevano queste manifestazioni promozionali? Ma ci dava degli sconti particolari, poi avevamo, mi ricordo, nel periodo di Natale un carrettino siciliano, che queste sono cose che noi chiediamo ai fornitori per rendere un po' più festosa il clima dentro l'Iper. Il clima, mi scusi? Il clima? Un clima festoso dentro l'ipermercato. Sì. Poi avevamo un banchetto promozionale della ditta Matura dove c'era una dipendente della ditta Matura. Un dipendente fornito direttamente dalla ditta? Sì, direttamente dalla ditta. Perché in genere invece non vi è un'assistenza della ditta presso i propri prodotti, diciamo, non vi sono venditori della ditta nell'ipermercato, il personale è di città mercato. Esatto, sì, sono pochi i venditori le aziende che danno questo servizio, non sono tanti, noi ne abbiamo a città mercato 4-5, compreso le merci varie, non solo alimentari. Lei ricorda in particolare un Natale del 91? Le dice qualcosa? Dico, con una manifestazione tipo particolare? Il carrettino siciliano, se non ricordo male, abbiamo fatto 2 o 3 anni. 2 o 3 anni. E quanto tempo durava poi questa particolare forma di pubblicità? Circa un mesetto. E questo contribuiva all'aumento delle vendite o no? Senz'altro, queste sono attività che siamo noi a chiedere ai fornitori. E le è capitato proprio personalmente di chiederla questo tipo di attività al Tuccio? Sì, mi sembra che gliel'ho chiesto, il signor Tuccio è stato molto disponibile nel darmela, cosa che non hanno fatto altri fornitori. Lei ricorda se qualche volta la Matura regalava un proprio prodotto, per esempio, in determinati periodi? Faceva un'attività promozionale di questo tipo? Sì, regalava dei prodotti, però quello che mi ricordo benissimo è che dove avevano loro il banchettino facevano sempre degustare la merce ai clienti. E questo cosa comportava? Comportava per noi un aumento di vendita senz'altro, secondo il punto di vista del fornitore, per fare conoscere il prodotto e dimostrare che era un buon prodotto. Senta, in occasione di queste vendite promozionali, di queste manifestazioni un po' particolari, il Tuccio era presente o assente? Presente. Stava lì praticamente, trascorreva lì l'intera giornata, parte della giornata? Che lei ricordi? Sì, io mi ricordo benissimo anche che molte volte lui veniva la mattina presto per controllarsi i propri prodotti. Lei ricorda se qualche volta il Tuccio era presente materialmente e contribuiva al momento in cui arrivava la merce della Matura e doveva essere, deposta nei vostri banconi? No, questo non glielo posso dire perché al ricevimento ci vado in maniera sporadica, non sto a volte a ricevimento. Avvicino un paio di volte alla giornata, sto un paio di minuti e poi vado via. Chi erano i prodotti locali, i fornitori locali di prodotti vostri nel settore lattiero-caseario? Dove c'è Zappanà, Lattieri Unite, Mazzaglia e non mi ricordo più nessuno. E nazionali? Nazionali Galbani, Polenghi, Locatelli, Kraft. Che lei ricordi qualcuno di questi locali o nazionali è stato mai escluso dalle forniture a città mercato? No, nessuno. Tuccio le ha mai fatto qualche pressione in questo senso per escludere qualche concorrente?
No, e poi non è la mia facoltà escludere concorrenti, non sono io che gestisco i prodotti, io sono là solo per vendere i prodotti, poi i prodotti a me me lo dice il compratore, il prodotto che devo trattare, quindi non dipende da me l'esclusione o l'inserimento dei prodotti. Senta, ricorda se anche per l'azienda Matura o Amalia si applicava la prassi del cosiddetto reso al 100% sul prodotto? Sì. Quindi anche per la Matura Sì, reso al 100%. l'invenduto era a carico della ditta fornitrice? Sì, del fornitore. Ricorda di vendite di mozzarelle con la formula del 3x2 per esempio da parte della ditta Amalia? Sì, non solo le mozzarelle, anche qualche altro prodotto. Dico, questa tipologia particolare di vendita incrementava di poco, di molto il fatturato, le vendite? No, noi quando facciamo promozioni di 3x2 incrementa di molto. Sì? Aumenta? Aumentano di molto le vendite, con la promozione del 3x2 automaticamente le vendite aumentano. Lei non ricorda una particolare campagna nella quale un prodotto, le mozzarelle, ebbero un particolare successo? No, guardi che io ricordo è stata più di una volta che noi abbiamo fatto questo tipo di promozione, però il momento particolare non me lo ricordo. Senta, che prodotto per le sue competenze, dico, che tipo di prodotto era quello dell'azienda Matura e poi quello dell'azienda Amalia, e se vi erano differenze? Era un prodotto scadente, era un prodotto medio, era un prodotto ottimo? Guarda, quello che mi ricordo io, all'apertura della ditta Matura il prodotto non era tanto buono, ma da quando hanno cambiato caseifici è diventato qualcosa di eccezionale come prodotto. Cioè quando diventò Amalia? Non lo so se si chiamava Amalia, ho capito. poi ha messo il caseificio a Motta, mi sembra. Come? Quando hanno messo il caseificio a Motta. E comunque, mi scusi, anche quando era Matura, dico, il prodotto vendeva, cioè riscontrava il successo tra i consumatori? Sì, ma non in maniera così eccessiva come nel secondo periodo. Senta, signor Laspina, lei sa dirmi come avviene la raccolta dei rifiuti a Città Mercato? Cioè c'è un sistema organizzato di raccolta dei rifiuti o no? Sì, noi abbiamo un compattatore. Un compattatore? Sì. E cosa fate? Mettete tutti i rifiuti là? Noi mettiamo tutti i rifiuti da tendere, poi c'è una ditta che prende il compattatore e se lo porta alla discarica. Che prende? Il compattatore se lo porta alla discarica. E venivano selezionati questi rifiuti? Francamente questo non lo so. Non è un settore del quale lei No. si occupava? Senta, Tuccio le ha mai chiesto qualcosa in merito a questi rifiuti? Di interessarsi in qualche modo, di inserirsi in qualche modo con riferimento a questo problema dei rifiuti, a questo settore dei rifiuti? No, guardi, io con Tucci avevo soltanto rapporti commerciali. Grazie, non ho altro, Presidente. Ministero? Sì, mi scusi, lei poc'anzi ha detto che il prodotto, nel momento in cui lo stabilimento si trasferì a Motta Sant'Anastasia,
il prodotto era eccezionale, credo che questo sia il termine da lei usato, mentre prima non era molto buono, comunque ha usato un termine che non ricordo bene, ma comunque almeno io l'ho inteso in questo modo. Ecco, da che cosa desume che prima il prodotto era di una certa qualità e poi invece era addirittura eccezionale? Guardi, ogni volta che noi facciamo degli inserimenti di prodotti nuovi, per nostra abitudine li assaggiamo. Io mi ricordo che quando hanno inserito la matura e ho assaggiato la mozzarella non era stata di mio gusto, poi l'ho riassaggiata nella città mercato e l'ho trovata molto, molto buona come gusto. Cioè prima dove l'aveva assaggiata? Non ho capito. In via Milano, in una S7 di via Milano. Ah, cioè, ma lei in via Milano che ci faceva? Io gestivo via Milano perché la città mercato, io provengo dalla Sigos, la città mercato ha assorbito la Sigos, quindi sono stato trasferito alla città mercato. Ho capito. E tutto questo, cioè il fatto che prima la mozzarella non era buona e poi era eccezionale, si è come dire, tradotto in una maggiore o minore adesione da parte del pubblico, dei clienti, oppure è stato un fatto suo soggettivo che prima l'ha vista brutta e poi l'ha vista invece eccezionale? No, scusa. Nei clienti io l'ho visto più marcato nel discorso di città mercato perché se ne vendeva molto di più rispetto a dove ero io. Quindi quella là è stata una mia opinione, un'opinione personale da cliente, se lo vuole chiamare così. Ma lì al città mercato se ne vendevano di più? Sì, sì. Quali erano gli altri fornitori locali? Zappalà, Latterie Riunite e Mazzaglia, quelle che mi ricordo. Ecco, di questi fornitori locali lei è in grado di dirci chi forniva di più oppure fornivano mediamente lo stesso quantitativo di merce? Cioè c'era qualcuno di questi fornitori che forniva di più, voglio dire, cioè la ditta, il Sigros, acquistava in egual misura sia dalla ditta Tuccio, dalla ditta Zappalà, oppure c'era un... Scusa, lei si riferisce a quello che si vendeva di più? Sì. Sì, senz'altro Matura se ne vendeva di più. Se ne vendeva di più e quindi se ne acquistava anche di più? Sì, se si vende di più, certo che si acquista di più. Lei mi scusi, faceva parte del Sigros, era già al Sigros prima che lo stesso venisse assorbito dalla SMA? Sì. Quindi da quanto tempo conosce il signor Tuccio? Guardi, il signor Tuccio come persona? Come persona, come ditta? Vediamo, come persona. Non lo so, come ditta? Sì, iniziamo come persona. Come persona io l'ho visto a città mercato. In che periodo? Ma mi sembra che è stato 1 anno e mezzo, 2 anni dopo l'apertura, quando ho preso io il discorso del deperibile, gliel'ho detto poco fa. E lo ha visto a città mercato in che occasione, dico? Perché io ho preso il deperibile e si è presentato come matura, cioè a questo punto interessava pure interessava a me, perché prima città mercato, mi ha detto poco fa, io trattavo solo le scatolette, poi abbiamo fatto una rivoluzione delle città mercato, il mio collega non c'era più, io ho trattato anche il deperibile, quindi di conseguenza ho trattato la ditta Matura piuttosto che la Galbani o il fornitore della carne. Ecco, ma non ho capito, prima il Sigros non trattava Sì, li trattavo, però li trattavo con il mio predecessore, il mio collega. Cioè all'apertura di città mercato noi avevamo 2 aree, l'area deperibile e l'area dello scatolame. Sì. Io mi occupavo solo dello scatolame e il mio collega del deperibile. Il suo collega chi è? Sant'Onofrio, che adesso non c'è più in azienda. Ecco, ma già era presente la matura nell'azienda? Sì, era presente. Ecco, lei ha fatto riferimento al fatto, ora vorrei che fosse più preciso, quantomeno me lo ricordasse, perché non lo ricordo, a delle circostanze in cui il Tuccio era addirittura presente in certe occasioni per controllare, se non sbaglio,
la collocazione dei prodotti o comunque in certe occasioni promozionali, se non ho capito bene. Mi vuole precisare le volte in cui il Tuccio era presente nei locali del Sigros? Quali erano queste occasioni? Guardi, di solito là non è che c'è soltanto un'occasione specifica, perché là i fornitori vengono quasi giornalmente. No, dico al di là dei contatti con i fornitori, mi è sembrato di capire, mi corregga, che c'erano delle occasioni in cui il Tuccio fosse presente nel momento in cui venivano esposti i prodotti. O ho capito male? No, esposti no, non era. Cioè, lei ha fatto riferimento a delle campagne, su domanda del difensore, delle campagne promozionali? Lei si riferisce alla campagna promozionale tipo quel carrettino siciliano? Ma quelle sono attività dove il fornitore secondo me può avvicinare di più, però. Ed era presente il Tuccio? Guarda, devo essere sincero, non mi ricordo, non è che io trattavo. Io poc'anzi, poi vediamo la registrazione. Aspetta, scusi, se lei mi dice tutto il periodo è durato un mese, io non so se tu c'è stato là un giorno, 2 giorni, tutto il mese là, comunque era presente. Era presente. E c'erano altri fornitori che avevano fatto campagne promozionali o comunque che fossero presenti? Sì, tipo la Fiorucci fa la campagna promozionale. Ed era presente il titolare della Fiorucci? No, il titolare della Fiorucci no, però viene il capo area o chi gestisce la Sicilia. Lei ha conosciuto il Cavalier Conservo? Sì, era il mio titolare. Lei sa se ci fosse un rapporto di conoscenza tra il Conservo e il Tuccio? No, non mi appartiene, perché io il Cavaliere Conservo lo vedevo una volta ogni 2 mesi, ogni 3 mesi, quando ci veniva a trovare nei mercati. Lei ha lavorato in via Caruso? In via Caruso no. Quelli sono uffici, io lavoro solo alle vendite. Non ci sono altre domande? Può andare. Grazie. Prossimo testo. Nicastro, Presidente. Nicastro. Sempre sulle stesse posizioni, Avvocato. Sì, potremmo restringere però diciamo, un po' di indagine. Stasera mangeremo tutti mozzarella. Così come prendiamo caffè tutto il giorno. Per molto tempo. Si accomodi. Legga la formula del giuramento, signor Nicastro. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che adesso con la mia disposizione mi impegno di dire tutta la verità e non nascondere solo quanto è mia conseguenza. La sua conoscenza. Lei è il signor Nicastro, il suo nome, cognome, luogo, data di nascita e luogo di residenza. Nicastro Pasqualino, Nato? 18/6/59. Dove? Catania. Risiede a Catania? No, Mister Bianco. In via? Via Luigi Penantello, prima travessa. Ascolti la domanda dell'avvocato Passarello alla sua sinistra. Sì, grazie Presidente. Che attività lavorativa svolge, signor Nicastro? Cos'è? Che attività lavorativa svolge? Io sono un caposettore di vendita a Città Mercato. Sì, di quale settore si occupa? Salumeria. Settore lattiero-caseario pure? Settore Mm. lattiero-caseario pure? Certo, salumeria tratta tutti i formaggi, tutte queste cose.
Senta, prima di essere inserito a Città Mercato, lei dove lavorava? Alla Sagea, Alla Sagea. Che mansioni aveva la Sagea? sempre caposettore. Dello stesso Esatto, settore? salumeria sempre. Salumeria. Conosce l'azienda Matura? Sì, E questa azienda era già inserita alla Sagea? sì, L'ha trovata lei inserita alla Sagea? sì. Chi trattava per conto della Matura? Chi veniva a trattare per conto della Matura? Dunque io alla Sagea facevo sempre... No, mi scusi, al Siglos sto, a Città Mercato. a Città Mercato. Chi la trattava? Sì. E io facevo l'ordine a quello che veniva a prendersi gli ordini. Lei conosce il signor Tuccio Salvatore? Sì, lui quando veniva, il signor Tuccio, quando veniva a promuovere certe volte l'ordine, cose, sì. Lei conosce anche l'azienda Amalia? Sì, azienda male sì, ma è stato sempre azienda matura. Nelle etichette c'è delle prove, le cose, c'è scritto sempre matura. Cioè, nelle etichette del prodotto Amalia c'è scritto sempre Matura? Sì. E lei ha notato differenze quando il prodotto cambiò? Dico, quando il prodotto cambiò? Quando vi fu il subentro da una ditta all'altra? Sì, quando prima era, siccome noi a Città Mercato abbiamo dei tabulati che cambia il codice del fornitore, Sì. ciò e cambia dall'azienda che era prima Matura, poi ha cambiato Amalia, e allora giustamente era che aveva cambiato il deposito. Ciò, essendo che è cambiato il deposito, poi si è visto il salto della vendita che si è incrementata con i prodotti che c'erano più prodotti. Cioè c'erano più prodotti, quindi la Malia produceva prodotti in più diversi rispetto alla Matura? Tipologie di prodotti diversi? Loro quando hanno preso questo deposito nuovo, loro dunque andavano dei compratori a fare promuovere dei prodotti che poi noi prendevamo in via di comunicazione della Siglos. Giustamente facevamo dei fatturati, essendo i più prodotti che c'erano facevamo più fatturati. Senta, che lei ricordi qualche fornitore locale è stato mai escluso da Città Mercato, No, accantonato? sempre i fornitori, quelli che ancora tuttora ci sono sempre. Sa se a un certo punto si inserì come nuovo fornitore la Gala Italia? No, la Garitale c'è stato sempre a Città Mercato. Sì, io dico come fornitore di prodotti caseari, cioè di formaggi, se si inserì la Gala Italia? No. La Gala Italia ha sempre portato del latte fresco, ha sempre portato? il Sì. pastorizzato, Sì. e il latte HT, e poi portava sempre, non ricordo bene se era la mozzarella allora, la mozzarella nuvoletta. Ecco, ma l'ha sempre fatto oppure Sì, si è sì. inserito? Quando? Prima del 90 la Gala produceva già la nuvoletta? Dal 90? Prima del 90? No, non penso, non ricordo bene, se era nel 90 o nel 91, non lo ricordo. Non ricordo di preciso perché 6 anni fa era. Voi a Città Mercato avete un settore self-service anche, e avete un settore self-service e un settore banco dove sono esposti i prodotti caseari? Noi in termini di professionalità la chiamiamo la SAFO e Salume e Formaggi, dove il cliente si sceglie il prodotto, mentre che la gastronomia è dove il cliente chiede la provola, la mozzarella per la sfusa. E in più c'era un banchetto allora che gestito dall'azienda Amalia, che c'era una persona pagata dall'azienda della ditta Amalia.
c'erano dei prodotti esposti sia nella gastronomia, sia in questo banchetto e sia nel banco, che c'erano dei prodotti confezionati. Sì, lei ricorda se attuava le vendite cosiddette 3x2 la ditta Amalia? La ditta Amalia, se attuava il tipo di vendita 3x2? Certo, si può dire, noi facciamo 3x2 ogni 15 giorni, ogni 20 giorni c'è una cosa, o un 3x2 o tagli i prezzi. Allora l'azienda andava dall'Asse Grosso e faceva degli sconti, non so se quando era il 25, 30, quello che era, e noi facevamo un 3x2 o un taglio prezzo, e così si incrementava la vendita della ditta Matura. Senta, i prodotti di questa ditta venivano scelti anche, preferiti, scelti dalla clientela anche quando erano esposti nei banchi self-service, oppure il self-service non aveva... No, nel nostro banco, dunque non so se è stato, a Città Mercato noi abbiamo esposti tutti i prodotti delle aziende, cioè è il cliente che sceglie la mozzarella o la provola fumicata, mentre che nella gastronomia è uguale, cioè il prodotto è esposto, mentre che in quel banchetto che veniva gestito dalla ditta Amalia, lì erano solo prodotti in matura, cioè il cliente che andava in quel banchetto della ditta, sarebbe questo banchetto qui, erano solo prodotti Amalia, cioè il cliente già lo sapeva che quel prodotto era della ditta Amalia, cioè perché c'era anche lo stemma messo di fuori, cioè il cliente già era consapevole che già l'aveva comprato, e cosa noi facevamo, e in più quel banchetto faceva delle degustazioni che il cliente assaggiava, che la signora faceva delle degustazioni per far assaggiare il formaggio. Lei ricorda se prima che la ditta diventasse Amalia, cioè quando era Matura, qualche volta rimanevano dei banchi scoperti, cioè non riuscivano a sopperire al fabbisogno? È stato il periodo pure quando io avevo la Saggea, sì. Poi quando è passato dalla Saggea ho passato mi sembra nel 90 alla Città Mercato, e ancora loro erano a Cipestello, cioè gli ordini erano di più, la vendita era molto di più della produzione che facevano loro, cioè noi rimanevamo senza merce sempre. Che prodotto era questo qui dell'azienda, Matura o Amalia, per quelle che sono le sue competenze? Che tipo di prodotto era? Scadente, medio? No, il prodotto era buono, perché per avere la vendita vuol dire che il prodotto era qualitativamente buono, cioè non stava sempre a noi a vendere, perché è il cliente a scegliere, perciò il cliente, essendo che lo comprava, vuol dire che il prodotto è buono. E poi magari questa è l'attività che facevamo promozionale, cioè c'era sia la qualità e sia il prezzo. Senta, era presente il Tuccio a Città Mercato oppure no? Ecco, lei insomma lo vedeva, e se lo vedeva in che circostanze? Il signor Tuccio quando veniva? Ecco. Il signor Tuccio veniva a volte perché era sempre impegnato, o quando andava dalla Sigos che faceva vedere delle campionature di prodotti delle cose, scendeva sotto e ci faceva vedere, poi c'era una comunicazione, e poi era sempre impegnato perché certe volte ci telefonavamo per vedere come mai delle offerte, come mai la vendita che si vendeva sempre, tutte queste cose, ma non veniva sempre il signor Tuccio. Ho capito. Non ho altro, Presidente, grazie. Il Ministero? Può andare. Grazie. Prossimo test. Presidente, la dottoressa Azzarello. Direttamente la mozzarella. Microbiologa, ma andiamo ancora più sul... Si accomodi. La sveglia l'ha pagata molto. Si siede. Vuole leggere
leggere la formula del giuramento, per favore? Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza. Vuole dirci le sue generalità complete? Azzarello Agata Daniela, Nata? Catania 7765. Risiede a Catania? Sì, Via? Viale Ionio 98. Ascolti la domanda dell'avvocato Passarello, alla sua sinistra. Dottoressa, scusi, qual è il suo titolo di studio? Sono un biologo. Ha specializzazioni? Sì, sono un microbiologo. Lei ha svolto attività lavorativa presso l'azienda Amalia? Sì, E che funzioni aveva? Che mansioni aveva? sono stata assunta come responsabile dei processi produttivi e delle normative di legge. E in che periodo ha iniziato questa sua attività presso l'azienda Amalia? 10 settembre del 93, se non mi ricordo male. È stato un anno, dal 93 al 94, al settembre del 94. Precedentemente dove svolgeva attività lavorativa? Presso la Gara Italia. Com'è arrivata all'azienda Amalia? Ho visto i prodotti presso delle aziende e siccome stavo svolgendo attività da libero professionista mi sono recata presso l'azienda presentandomi nella eventualità di poter collaborare da esterno. Ho chiesto del responsabile produttivo, mi si sono presentate delle persone, ho dialogato e dopo qualche giorno ci siamo rivisti come consulenza esterna. Poi all'atto del controllo cautelativo sono stata assunta successivamente il 10 settembre proprio del 93 con assunzione praticamente d'urgenza. Ho capito, quindi dico la consulenza esterna invece rimonta ad un periodo precedente Sì, allora? qualche mese precedente. E fra le persone con cui lei ebbe i primi colloqui vi era il signor Tuccio Salvatore? Sì. Il Tuccio Salvatore, cioè era competente nel settore lattiero-caseario? Ritengo di sì. Dai dialoghi che ha avuto con lui era una Io ho persona... visto il signor Tuccio spessissimo in azienda, era abbastanza competente tecnologicamente. Lei ha fatto uno stage di studio a Pescara? Sì, presso la Dalton. Presso? La Dalton Cos'è, un'azienda? è un'azienda che produce fermenti innesti lattici selezionati. Senta, e chi l'ha invitata a compiere questo stage? Il signor Tuccio, E perché? per cercare praticamente di organizzare una fermentazione più specifica, quindi di ottenere una maggiore qualità ai prodotti. E si riteneva che la Dalton fosse un centro qualificato per questo, quindi era importante che io andassi sia per verificare la qualità dei fermenti che ci fornivano, sia anche per migliorare eventualmente la qualità dei prodotti in produzione già presso la Amalia. Qual era il suo orario di lavoro presso la Amalia? Io facevo normalmente 6 ore e 40, 7 ore al massimo. E lei lì trovava il signor Tuccio, vedeva il signor Tuccio presso lo stabilimento? Sì, il signor Tuccio praticamente arrivava mezz'ora dopo che arrivavo io, andava via praticamente con me. Cioè tutti i giorni stava lì per il periodo che è stato lì, poi dopo no. Ho capito, e andava via con lei quando quindi? Diciamo che io praticamente andavo in azienda intorno alle 7:30, 8 e quando andavo via era ancora lì, cioè probabilmente andavo via prima io e lui ancora restava. E cosa faceva il signor Tucci in azienda? Cioè lei cosa lo vedeva fare? Lavorava insieme agli altri, ci dava una mano, ci spiegava a volte come dovevamo trattare i prodotti, molte cose ad esempio su determinate tecnologie tipiche siciliane. Lui le conosceva sicuramente meglio di me, che aveva anche un'esperienza inferiore da questo punto di vista, quindi non so, la stagionatura ad esempio della ricotta salata, tutta questa roba, e spesso dava una mano anche ai ragazzi mentre si lavorava, paraffinava, confezionava.
Senta, lei nello stabilimento ha notato mai assembramento o comunque singole persone non addette ai lavori, estranei, Mai. che si aggiravano nell'azienda? No, mai. Per tutto l'arco del tempo che sono stata lì, no, mai. Senta, e alla fin fine che tipo di prodotto riusciva a tirar fuori la Malia rispetto alla concorrenza? Ritengo, soprattutto oggi con l'esperienza del dopo, che è stato un prodotto altamente qualitativo rispetto agli altri. Mi scusi, la continui tra un secondo. Lei dice l'esperienza del dopo, perché, dottoressa, mi scusi, ora lei di cosa si occupa? Io sono un tecnologo caseario. Prego? Tecnologo caseario. Tecnologo caseario. Caseario, sì. E lavora presso un'altra azienda? Lavoro da libero professionista presso almeno una decina di caseifici diversi. E così, se riprendiamo un attimo la domanda, la risposta precedente, diceva Sì, era di buona qualità, ottima qualità. ottima qualità. Avevate all'interno un laboratorio, o l'avevate realizzato o avevate in proposito di realizzare un laboratorio di analisi per il controllo del latte? Non c'era il laboratorio, c'erano piccoli strumentini e si erano fatti vari preventivi, sia su richiesta del signor Tuccio che anche su richiesta mia, per fare laboratorio altamente specifico per la qualità. Successivamente questo è stato bloccato quando in amministrazione controllata. Cioè io ho fatto più volte richiesta di avere dei laboratori per migliorare la qualità e la sicurezza igienico-sanitaria, ma non mi è stato dato. Ci sono anche dei protocolli da me fatti in tal senso. Ma mi scusi, per un caseificio il controllo della qualità È essenziale, del latte? guardi. Perché? È essenziale perché non si può fare standardizzazione né si può dare qualità né sicurezza igienico-sanitaria alla gente se non si ha un laboratorio. Cioè bisogna controllare ogni passo della produzione, dal latte al prodotto finito alla confezione. È importantissimo, per cui non si può valutare, cioè si possono valutare piccoli canoni ma non tutto. Quindi il prodotto non può essere ben fatto in questo caso. Noi avevamo degli strumentini per dare una standardizzazione, però ci servivano degli strumenti per riqualificare, cioè per avere una qualità superiore a quella che già avevamo. Qual era lo standard di pulizia dello stabilimento? Devo dire che rispetto alla media era eccellente, avevamo pure delle grosse macchine che ci permettevano il lavaggio. Che vi permettevano? Il lavaggio a schiuma a bassa pressione, più che detersivi chiamiamoli sostanze chimiche a base clorica, iodofori e altra roba che ci permettevano i vari lavaggi, pur essendo nelle leggi comunque, perché devono essere delle sostanze chimiche un po' particolari, quindi di tipo utilizzabili negli alimenti. Senta, è andato via il signor Tuccio, cosa è successo in azienda? Difficile a dire cosa sia successo in generale, so che la cosa è andata degenerando sempre più. La cosa? È andata degenerando, non siamo riusciti ad avere laboratorio, non siamo riusciti ad avere le materie prime, non si riusciva ad avere neanche, gli stampi per mettere dentro la roba e si cercava di sopravvivere come si poteva, insomma, a livello aziendale. Ma lei è stata poi licenziata? Io non sono stata licenziata, sono andata via perché mi era impossibile continuare a dare qualità in quell'ambiente. E il suo posto di tecnico è stato preso da qualcuno nell'ambito? No, assolutamente no. Un'ultima domanda ed ho finito. L'amministratore giudiziario si vedeva in azienda quotidianamente? Questo fa parte, quotidianamente, però- scusi, avvocato, fa parte del capitolato di prova questo? No. 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 Può rispondere? Che opposizione? Sì, opposizione. Si vedeva, non quotidianamente, ma si vedeva. Scusi, si accoglie l'opposizione. Non ho altro, Presidente, grazie. Vi considero domande? Mi scusi dottoressa, non ho capito bene dove abita lei, Viale Ionio? 98. 98. Per intenderci, lei sa dove è il garage di Viale Ionio, il garage della... Presidente, c'è bisogno che dica qualcosa? No, avvocato, non Sì, c'è bisogno perché si quello che rigetta attiene... l'opposizione, avvocato, si ammette la comanda. Non ho capito la domanda. Cioè, lei sa, c'è un garage, c'è un bar, il bar da Pino e poi Scusi, c'è un Presidente, garage. Sì, è di fronte al bar. Scusi, non ho capito, Presidente. Non ho capito, Si Presidente. ammette la comanda, avvocato.
Presidente, la domanda si ammette sul Viale Ionio alla dottoressa Azzarello fuori da qualunque capitolato? No, avvocato, sul piano dell'attendibilità, lei sa che ci sono Sul piano dell'attendibilità? Sì. Certamente, ci sono due circostanze. Guardi, non ci sono problemi, ci sta un bar, Scusi signor, scusi, sarò molto stanco Presidente, ma non riesco a comprendere nel modo più assoluto. No, Presidente, Sulla qualità del test, è una domanda sulla qualità del test. sulla qualità? Certamente, che va ammesso. Può procedere il pubblico. Quindi, mi scusi, è di fronte... Sì, è il bar di Grazia, non è proprio di fronte, un po' più su. Diciamo verso via Pasubio, rispetto alle mie entrate di palazzo. Lei, quando è stata assunta, da quanto tempo abita lì? Io abito lì dalla nascita. Dalla nascita. Quando è stata assunta, l'avrà detto cortesemente, È vorrà il 10 ripetere? settembre del 93, se non mi ricordo male, ma deve essere il 93. Mi ricordo il È giorno... stata assunta il 10 settembre del 93? Sì, come assunzione sì, sono stata assunta con procedura d'urgenza. E prima? Prima facevo consulenza esterno come consulenza occasionale libera, da libero professionista. Presso Amalia, sì. Sempre presso la Maria. Mese di luglio e di agosto precedenti. E ha avuto in precedenza rapporti con la ditta Matura? No, affatto. Stavo presso il Gala. Presso? Gala Italia. Fino al 31 luglio del 93 stavo presso Gala Italia. Cioè fino al 31 giugno, scusi, 30 giugno del 93 stavo presso Gala Italia. Ecco, quando lei è stata assunta, sapeva se il signor Tuccio aveva avuto problemi con la giustizia in passato? No, ne era a sconoscenza. Ne era a sconoscenza? Sì. Avevo sentito qualcosa al telegiornale, ma non più di tanto, insomma. Ecco, qualcosa più di tanto, che cosa aveva sentito il telegiornale? Che c'era un processo in atto, che era successo qualcosa al signor Tuccio, ma non più di tanto, insomma, in settembre. E in precedenza Mai. non aveva mai saputo, No. Cioè in sostanza del signor... Neanche il nome. Neanche il nome. Mentre in precedenza, cioè il suo primo contatto col signor Tuccio è stato in occasione... Io il primo contatto l'ho avuto ai primi di luglio, diciamo ero uscita dal Gala Italia e ero andato un po' in giro così a cercare di fare delle consulenze o di farmi assumere presso qualcuno perché ero uscito dal Gala, bisognava che lavorassi. Avevo contattato già un altro caseificio dove non c'era possibilità perché era già impegnato. Ho visto i prodotti, ho letto l'indirizzo e sono andato a presentarmi. Poteva essere i primi di luglio, insomma. Ecco, lei conosce il titolare del garage di Viale Ionio? C'è opposizione Presidente. Scusi? Vuole Avevo ripetere? chiesto se conosceva il titolare del garage di Viale Ionio che è di fronte... Quale garage? Ce ne sono più di uno. Può rispondere? Il garage, abbiamo detto, poc'anzi le avevo chiesto la sua abitazione rispetto al bar da Pino e il garage che Di c'è che garage vicino. parla, scusi? Il non- garage che c'è vicino al bar No, non conosco. non lo conosce, mentre il titolare del bar lo conosce. Quello sì, perché vado spesso a prendere il caffè e so che si chiama in quella maniera, quindi... Ho capito, non ho altre domande. Avvocato Passarelli? Grazie Presidente. Dottoressa, scusi, la sua attività di consulenza si è svolta anche nel 92? Può cercare di ricordare bene questo dato? 92, Sì. non credo, non ricordo bene, ma penso di no. Perché io sono entrata in Gala 91, no, ero ancora in Gala. Se la dottoressa parla un po' più lontano dal Ero ancora microfono. in Gala nel 92. Ho capito, quindi è iniziata, la consulenza esterna è iniziata È nel iniziata 93? quando io praticamente ho lasciato il Gala, sì. Finché ero in Gala ero assunta in maniera regolare, quindi non potevo permettermi di fare consulenze. Sarebbe legale, fra l'altro. Grazie, no. Può andare, dottore. Primo test.
ultimi due, Presidente, abbiamo, sì. Vitale Francesco. Sì, si siede. E legga la formula del giuramento. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e non nascondere nulla di quanto è mia conoscenza. Sì, lei il signor? Vitale Francesco. Nato? A Catania. Quando? 24/2/1942. Risiede a Catania il signor Vitale? Sì, a Catania. Dove? Via Maestri del Lavoro 21. Ascolti la domanda dell'avvocato Passarello. Non ho capito, scusi. Ascolti la domanda dell'avvocato Passarello alla sua sinistra. Signor Vitale, lei che attività lavorativa svolge? Piazzista. Piazzista? Piazzista, sì. E alle dipendenze di quale ditta? Della ditta Amalia. Della ditta? Amalia. Amalia. E prima della ditta Amalia le dipendenze di quale ditta era? E della ditta Matura. Della ditta Matura. Quando è stato assunto dalla Matura? Io nell'86. E nell'86? Sì, 1986. Sì. E nella ditta Matura che mansioni ricopriva? Sempre piazzista? Sì, sempre piazzista. Sì. Conosce il signor Tuccio Salvatore? Certo, Chi è? datore di lavoro. Sia con l'azienda Matura che con l'azienda Amalia? No. No. Cioè? Io nell'86 non conoscevo il signor Tuccio, l'ho conosciuto nell'89. 89? 89, sì. Ho capito. E successivamente lo ha sempre, diciamo così, visto per motivi di lavoro? Sì, sempre nel caseificio. Lei a che ora iniziava la sua giornata? Alle 6? Alle 6 di mattina. E cosa faceva? Andava in azienda? Andavo in azienda Per far che? per caricare, cioè pigliare il furgone, si sistemava un po' di cose che poi andavamo fuori. Ecco, e chi trovava lei in azienda, abbiamo detto dall'89, chi trovava lei in azienda? Il più delle volte il signor Tuccio che lo trovavo là la mattina e poi c'era il magazziniere e tutta l'altra fila che c'era. Quando rientrava lei in azienda? Non c'era un orario ben preciso, alle 2 più delle volte anche nel primo pomeriggio. Chi trovava lei quando rientrava in azienda? E i ragionieri, il signor Tuccio, il magazziniere, le persone che abitualmente stavano nel caseificio. Senta, le è mai capitato di essere aiutato nell'operazione di carico personalmente dal Tuccio? Sì, tantissime volte, non una volta, tantissime volte. Le è capitato che il Tuccio qualche volta facesse con lei il giro delle consegne? Sì, anche questo qua. E cosa faceva poi il Tuccio in questi casi, quando veniva con lei a fare il giro delle consegne? Tutto, anche il carico e lo scarico del furgone a volte. Dava una mano in tutto dove c'era di bisogno. Parlava con la clientela, cioè con gli esercenti Certo, si interessava delle vendite, è chiaro. E in che senso? Che tipo di colloqui in questi casi si svolgevano? I soliti rapporti di lavoro, convincimento di pigliare le merci. Ecco, lo chiarisca alla Corte. Nel senso, cioè, della bontà del prodotto, faceva presente all'esercente la bontà del prodotto, di metterlo in vetrina, di venderlo. I soliti normali contatti di lavoro che si hanno con la clientela. Senta, teneva a questa sua attività lavorativa il Tuccio per quelle che, per quelle che sono le sue esperienze, oppure era una persona trascurata No, che si disinteressava? assolutamente. Era la sua vita. Era la sua vita che si difficile. Ma perché dice questo? Scusi, come può dirlo? Perché aveva tanto amore nel lavoro, proprio l'amore e dedizione al lavoro.
Senta, lei, se non ho capito male, è stato sia alla matura che Esatto. alla Malia. Esatto. Ecco, ora io vorrei che lei spiegasse alla Corte che differenze vi erano fra queste due strutture, fra queste due, diciamo così, attività produttive. Il lavoro era sempre quello, praticamente quando con la matura era un piccolo caseificio, si lavorava poco, non c'era il quantitativo di latte nel nuovo caseificio. Questa qua è la differenza, c'è l'espansione, nuovi macchinari, tecnici, gente estremamente tecnica praticamente. Cioè, si può dire che quindi poi si fece un salto di qualità sostanzialmente con la Malia? Tantissimo. E vi capitava, quando ancora eravate con la matura, di non riuscire a sopperire al fabbisogno dei clienti? Sì, perché si lavorava poco latte. Si lavorava? Poco latte. Ora, questi problemi, diciamo così, evidenziati dalla clientela, nel senso della mancanza talvolta di consegne, poi finirono Una volta nel nuovo caseificio praticamente capitava tirato tra un quarto. Senta, quando vi siete spostati nel nuovo caseificio? Credo, non sono sicuro, nel 91 se non Nel 91. Credo, se non poteva. Senta, lei ricorda se nel corso del 91, pur essendo nel nuovo caseificio di Motta Sant'Anastasia, continuavate a produrre come Matura e non come Amalia? No, e poi cambiò la denominazione praticamente, trattavamo Matura ma la ditta era male. Ho capito. Cioè, lei non ricorda se, dico, ancora la ditta era Matura anche se spostata lì? Anche se spostata Non sono sicuro, forse per i primi mesi, forse, ma non sono sicuro. Io penso, credo, che sia cambiato. Può darsi comunque che mi sbaglio, non sono sicuro da riguardo. E sente, la Malia produceva anche prodotti diversi, dico, a parte la qualità, produceva anche prodotti in più diversi rispetto alla Matura? Sì, si è allargata, la gamma dei prodotti un pochino si è allargata. Ne ricorda qualcuno così in più? Ma che le posso dire, certi tipi di prole che prima non si producevano a Motta Sant'Anastasia li facevamo. Senta, dico, oltre che il recapitare la merce, dico, il suo compito era anche quello di procacciare esatto. nuova clientela? Nuova clientela. Comunque avevamo una zona ben determinata dove si operava in quella zona, ma se c'era da acquisire un cliente si acquisiva. E lei si occupava anche di questo? E il lavoro del piazzista è anche questo qua. E riusciva ad avere qualche volta nuovi clienti? Certo. Cos'erano? Salumerie, supermercati? Salumerie. Ha mai sentito il Tuccio rivolgere minacce, per esempio, a clienti, a salumerie, a salumieri, a esercenti pubblici? No, una persona squisita veramente, nel modo di trattare la clientela. Non ho altro, Presidente, grazie. Di Ministero? Da quanto tempo conosci il Tuccio? Dall'89. Cioè, prima dell'89 non lo conosceva, non aveva mai sentito parlare. No. Quando invece ha iniziato a lavorare con il Tuccio, sapeva che il Tuccio aveva avuto problemi con la giustizia? Assolutamente no.
Non ha mai saputo che il Tuccio abbia avuto problemi con la giustizia? Ripeto, no, assolutamente no. Che avesse obblighi particolari di soggiorno, non soggiorno, No, queste che mi cose risulta no. non le sapeva lei. Lei ha precedenti penali? No. Le risulta nel periodo a partire dal quale lei ha avuto contatti con il Tuccio che la matura sia rimasta chiusa per un provvedimento, per ragioni sanitarie? No. Non ho altre domande. Signor Vitale. ascolti un momentino. Lei è a conoscenza se tra i clienti della Matura prima e della Malia dopo vi era anche la Sigros? Il Sigros? Cioè, quando sono entrato già si sentiva il Sigros. Quando io sono arrivato alla Matura si sentivano già i Sigros. E successivamente anche? Cioè questa fornitura col Sigros è continuata nel tempo? Sì. Lei in termini di percentuale sa il fatturato che la Matura prima e la Malia dopo aveva con il Sigros? Ne ha conoscenza? No, assolutamente, non erano compiti miei, c'era un ufficio di ragioneria. Ci sono altre domande? Sì, Presidente. Signor Vitale, Sì, Vitale. alla Matura gli uffici dove erano ubicati? Praticamente erano un po' distanti dal casino, cioè distanti e relativamente all'ingresso c'era un giardinetto con l'ufficio, era un po' distaccato, una decina di metri dalla lavorazione. Quindi erano separati, non erano nel corpo del casino? Cioè praticamente in questo stabile c'era un giardinetto con dei locali dove c'era. Senta, lei ha mai visto assembramento di persone, di estranei all'interno dello stabilificio? No, 5-6 persone estranee a lei, mai sconosciute, che per esempio confabulavano dentro o nei pressi del caseificio? Nel personale addetto allo stabilimento, questo qua, solamente il personale si vedeva. Ha mai visto armi all'interno del caseificio? Armi? Sì, dica al microfono, armi. Armi? Sì, no. Fucili ne ha mai visti? No, assolutamente. Si vedeva latte, formaggi, questo qua. Scusi, perché sorride, signor? Lei sorride? Scusi, se mi- No, spiega lei ha sorriso. Perché No, sorride? cioè ho fatto l'esperienza con un caseificio con le armi. Cioè, mi è venuto spontaneo, scusate. Non ho altro, Presidente. Sì, soltanto una domanda. Lei per quanto tempo si fermava alla Matura? Cioè il compito del piazzista è quello di piazzare la merce fuori dall'azienda, o no? Ecco, all'interno dell'azienda Matura o come si chiama? Amalia, lei per quanto tempo si fermava? Cioè, all'interno dello stabilimento? Sì, Il tempo delle operazioni di scarico, carico, lavaggio furgone. Perché ecco, queste operazioni quanto duravano in un giorno? Cioè, mediamente in un giorno quanto tempo si fermava lei alla Matura? Ma un paio d'ore. Un paio d'ore. Sì, tante volte la merce non era pronta al rientro. Quindi quando lei dice che non ha visto armi, non ha visto riunioni di persone, si riferisce al tempo in cui lei, cioè a quelle 2 ore in cui lei era. 2 ore, il tempo che io stavo là. Va bene, grazie. Prego. Ci sono altre domande? Può andare, signor Vitale. Grazie. Presidente, mi scusi, io ho una proposta. Lei può andare, sì. Venga. Buonasera. C'è un ultimo test, Presidente, per il quale impiegherò un quarto d'ora, 20 minuti. 5 minuti di sospensione, posso averli? Grazie. Perché no? Avvocato, Dietro c'è qualcuno che ha fatto cenno di no. Ma è importante guardare avanti nella vita. Dietro di lei, avvocato, io è davanti a me. avvocato, poi andremo avanti, ma avanti. Grazie,
Cappello. È disceso abbandonato. A difesa non c'è? Quando mi disse che per me è una Aspettiamo, ma dov'è? Non è che avete visto guardando la testa. Ma facciamo la testa. Ma io sto per questo non lo può fare. Quando torniamo a sedere non è che mi si vogliamo. Stiamo dicendo poi che ci sono dove non state ci dobbiamo comprare perché adesso i baci perugini, quelli con li fuori. Cappello stiamo mangiando. Per Giuseppe, quando a parlare sei? Mi friga l'altro. A posto. Si siede. Legga la formula del giuramento. Consapevole delle responsabilità morali e giuridiche che assumono con mia posizione l'impegno di dire tutta la verità e non nascondere nulla di quanto la mia conoscenza. Sì, lei è il signor? Il nome? Salvo Nato? Catania 23 7 Ci siede? Mister Bianco, In via? Livorno 89. Ascolti la domanda dell'avvocato Passarello. Signor Andolfo, che attività lavorativa svolge? Svolgeva. All'inizio facevo il venditore. Ora è disoccupato? Sì. Come? Sì. Sì, diceva? All'inizio facevo con la matura il piazzista, poi a distanza di 2 o 3 anni ero passato allo sviluppo vendita. Quando è entrato nella matura come piazzista? Era un po' di rato, 88-89, 88-89? se non sbaglio. Dopo? Dopo ero passato allo sviluppo. Scusate, signor Adolfo, si può avvicinare il microfono? Sì. Dopo passai allo sviluppo vendita. Sviluppo vendite di quale azienda? Amalia. Della Malia. Prima facevo il piazzista nella vecchia azienda matura. Ho capito. Scusi, perché ora ha detto che è disoccupato, non è più nella Malia? Ma perché l'azienda è chiusa. È chiusa? Ho capito. Da quando è chiusa? Ma da circa un anno e mezzo. Allora stiamo aspettando la mobilità. State aspettando? La mobilità. Quante persone erano impiegate nell'azienda? Ma quando eravamo in forza una cinquantina. Una cinquantina? 48, 49. Senta, chi gestiva la matura? Cioè chi era la persona che lei considerava il suo datore di lavoro? Io all'inizio iniziai che c'era il fratello Giuseppe. Sì. E poi subentrò il signor Tuccio dopo 89, sì. 89. Lei quando ha conosciuto il signor Tuccio? Nell'89. Dove l'ha conosciuto? Se lo ricorda, signor Andolfo? Alla matura. Nella matura. Ricorda se lo conobbe in aereo per caso? Quello è stato sì, all'inizio, scusi. Allora andiamo a capo. Io Parli nel microfono però. all'inizio 86 un amico mi portò alla matura, no?
Come? Un amico mi portò alla natura perché lui doveva andare a lavorare alla Polenghi. Alla Polenghi? Questo mio amico qua mi presentò al signor Tuccio Giuseppe. Sì. E ho iniziato a lavorare circa 2 o 3 mesi. Poi non andavamo d'accordo e io andai e me ne stavo andando in Germania a lavorare dei miei nipoti. In un tratto mi sento chiamare sull'aereo, stavo andando a Roma perché poi facevo scalo per Stoccarda, mi girai e vidi la signora Diana. La signora parla che c'è la porta. Chi è la signora Diana, scusi? La moglie del signor Tuccio. Sì. E mi presentò il marito. Dice, la presento il mio marito, piacere. Io trovai una persona cordiale, neanche un fratello forse avrebbe fatto quello che lui ha fatto per me. Ci mettemmo in coda e ci mettemmo a discutere. E le dissi per il fratello perché non andavamo d'accordo, lui voleva fatto che non si andava d'accordo completamente. E lui mi disse, dice, non si preoccupi, dice, si è medesimato, dice. Adesso dice lei dove va? Sto andando in Germania a lavorare. Mi disse, non abbia problemi, dice, in qualsiasi momento, dice, lei dice, ha bisogno, dice, che non si sente di stare in Germania, scende, dice, vada a ragioniere casa, chissà perché adesso è morto buonanimo, e le dico che l'ho mandato io per lavorare. Bene, io andai in Germania, stetti 3 mesi, ma visto che anche là ormai è sacro anche la Germania, ritornai e mi presentai al ragioniere casa. Il ragioniere casa manda il signor Tuccio, l'ho incontrato in aereo, effettivamente dice, non ci sono problemi, dice, io ho ripreso a fare il piazzista. Poi a distanza di 1 anno, 10 mesi, non ricordo, è ritornato il signor Tuccio e si sono messi a lavorare. E lavorare il caseificio era piccolo, non è che c'era tutta questa... si lavorava però non... Poi nel 91 siamo passati a Motta Sant'Anastasia, caseificio Navia. Là il lavoro si è un pochettino sviluppato abbastanza, si vendeva. E allora il signor Tuccio aveva bisogno di una persona fidata. Disse, se non troppo, lei se la sente di fare lo sviluppo vendita? Signor Tuccio, sì. E così incominciai a fare questo tipo di lavoro. Sì, senta, lei ha detto che nel 91 siete andati nel nuovo stabilimento Motta Sant'Anastasia. Lei sa se per un certo numero di mesi nel corso del 91 continuavate a produrre formalmente come matura, pur essendo lì nel nuovo stabilimento? Il maschio era maturo. Sì. Ma il caseificio si chiamava Mario. Lei a che ora si recava in azienda? Prestissimo. Tante volte alle 5 alle 6. E chi era in stabilimento? Chi trovava? Il casaro, gli operai. E tante volte anche trovavo il signor Tuccio. Spesse volte. E finiva quando? Tardissimo. Tante volte mi ricordo che ci ritrovavamo tutti quanti e davamo una mano anche alla produzione, compreso il signor Tuccio. Le è capitato di vedere Tuccio che faceva operazioni di carico e scarico della merce? Certamente, lo vedevo anche che lavava per terra. Lavava? Per terra. Per terra? Sì, lavava i polivalenti, faceva di tutto. Scusi, lavava? I polivalenti. Cosa sono? Dove si mette il latte, contenitore di latte. Senta, e la domenica qualche volta lo ha visto a Tuccio? Lei qualche volta può essere capitato di essere stato lei? Sì, perché si faceva la lavorazione, quindi l'ultima merce che rimaneva stava in questo generatore in estate, no? Poi l'indomani si doveva andare a uscire e tante volte io le davo una mano pure. Che standard di pulizia vi erano in questo stabilimento? Non ho capito, Roberto. Che livello di pulizia vi era in questo stabilimento? Ma il massimo, perché era attrezzato di tutto.
Era attrezzato di tutto. Lei, come ha detto che era capopiazzista, mi pare, Sì. no? Ecco, lei aveva il compito anche di reperire nuova clientela? Certo. Sì, Sì, e ciò avveniva? certo. Senta, oltre il Sigros era un vostro cliente, no? Ecco, voi avevate altre catene alimentari importanti? Certo, avevamo la Despar, La Despar, poi? 3A, 3A, poi? Abate, Sì. poi avevamo anche i chetti di Gela, Chi? i chetti, Sì. allora le vecchie segge che poi diventarono naturalmente Smart. E senta, con riferimento a tutte queste aziende che ha nominato, che fatturato per esempio annuo era? Con riferimento, se lei, capisco che non è un suo settore specifico, lo chiederemo poi anche ai ragionieri. Ma guardi che noi altri avevamo 10 macchine, 10-12 macchine, e quindi era abbastanza notevole. Avevate problemi diciamo, di produzione con il vecchio stabilimento, cioè nel senso che talvolta non si riusciva a sopperire alle esigenze della clientela? Lo ricorda lei questo? Con la matura, sì. Matura, sì, certo. Avevate lamentele in questo senso? Non ci arrivava perché lo stabilimento era quello che era. Ho capito. E una domanda più specifica su questo punto. Lei ricorda se da parte del Sigros ricevevate delle lamentele in questo senso perché non riuscivate a coprire tutti i punti vendita? Certo, perché li facevo tutti quanti io, quindi la merce a me non bastava. La merce? Non bastava per coprire tutti i punti vendita. Parlando di matura. Parlando di matura. E chi gliele rivolgeva queste lamentele, dico, da parte del Sigros? I Ma responsabili? io trattavo con i salumieri, quindi i salumieri. I salumieri dei vari punti Certo, Sigros, dei vari punti vendita. Certo. Questo problema poi finì con la Malia? Con la Malia certo, perché la Malia era molto più grande, più attrezzata, il latte c'era, quindi si lavorava di più. Avete fatto nuovi prodotti o i prodotti erano sempre gli stessi No. con la Malia? Tra Malia e Matura? Con mia Malia addirittura abbiamo fatto 20 prodotti in più. 20 prodotti in più? Sì, sì. Senta, qualche volta il signor Tuccio girava con lei? Faceva un giro con lei del consegno o non è mai capitato? Sì, qualche volta sì. Sì? Sì, andavamo anche a fare qualche offerta assieme, perché all'inizio lui veniva con me per farmi vedere come si faceva. Ho capito. E quindi cosa avveniva? Offrivate nuovi prodotti, trattavate con nuovi clienti? Andavamo anche a presentare dei nuovi prodotti, perché all'inizio nella Madia si incomincia a fare una serie di prodotti e quindi si andava a Sigos oppure al Despar a presentare questi prodotti. Ho capito, scusi, e sinteticamente dico, gli argomenti quali erano utilizzati dal Tuccio? Ma si presentava il prodotto e si diceva che era un buon prodotto e per fare in modo che il cliente se lo pigliasse. Tuccio era una persona che di settore latterico-caseario ne capiva o non ne capiva assolutamente niente? Ne capiva abbastanza. Ne capiva abbastanza? Lei ha mai assistito a minacce, per esempio, nei confronti di clientela da parte del signor Tuccio? No. A un atteggiamento, diciamo, prevaricatore, violento? No. E Tuccio in azienda che faceva? Parzialmente lo ha detto, dico, che faceva il signor Tuccio quando stava nello stabilimento? Ma io ricordo che lui più che altro stava più nella lavorazione che in ufficio. Come? Stava di più nella lavorazione che nell'ufficio, perché lui voleva che il prodotto
un prodotto eccellente, quindi si dedicava di più al caseificio. Ha visto mai lei nei due stabilimenti da lei frequentati, Matura ed Amalia, ha visto mai assembramenti di persone strane, per esempio capannelli, 4-5 persone appartate di lato a parlare, estranei, da lei non conosciuti? Ma ne trovo, nella Matura non, perché io non ci stavo poco, la mattina uscivo e mi tiravo sul tavolo. Sì. Nella Malia no. Nella Malia? No, tante volte rientravano, vedevo Costino Di Mauro, Pizzimento e con i vari ragionieri. Ha mai visto armi nascoste? Non ho capito, avvocato. Sì, gli ripeto la domanda. Ha mai visto armi nascoste? Armi? No. Sono nascoste come li vedeva. Di lato in questo senso. Senta, lei ha detto che alla Matura è stato parzialmente, no? Sì. Sì. Dico, gli uffici dove erano della Matura? Diceva che il caseificio era sottostante, c'era una scivola. Il caseificio. E gli uffici? Poi sulla sinistra erano rialzati, c'era una scala di ferro e si arrivava agli uffici. Quindi erano distaccati dal caseificio? Sì. In un altro, come dire, corpo di edificio, esatto? In un altro appartamentino. In un altro appartamentino. Che strategia aveva diciamo, commerciale la ditta Amalia? Si affidava di più alla pubblicità oppure dava luogo a manifestazioni così di carattere creativo? No, ancora pubblicità ancora non se ne faceva. Le pubblicità la facevamo con il carrettino siciliano a Città Mercato. Sì? E nei vari punti vendita del 3x2. Nei vari punti vendita? Il 3x2. Davamo il 25% e i vari supermercati mettevano il resto e si arrivava al 33%. E i supermercati ci giocavano il 7%. Lei ricorda una particolare vendita 3x2 in cui fu raggiunto un particolare risultato? Di una vendita particolarmente rilevante? Certo, il primo anno che abbiamo fatto il carrottino a Città Mercato. E quanto avete venduto in più? Pazzesco. Una cosa enorme. Che anno era? 91, 92, 93. Lei si recava con il signor Tuccio a negoziare di anno in anno i nuovi accordi con i vari supermercati, le varie aziende, per esempio col Sigros? Come? Qualche volta. Qualche volta? Dico, quindi qualche volta ha assistito? Una volta sì, mi ricordo. E che tipo di incontri erano questi? All'ultimo sangue. All'ultimo sangue, cioè? Sì, perché loro pretendevano una certa cifra e il signor Tuccio cercava di dare di meno, ma poi si arrivava sempre ad avere ragione loro. Ad avere ragione loro? Certo. E questo a cui lei ha assistito esattamente con chi era, la controparte chi era? La vostra controparte? Se non sbaglio mi sembra che era il signor... Ma dico l'azienda mi interessa più che altro. La SMA. La SMA, sì. Senta, il Sigros chiamava qualche volta alla vostra azienda? Il Sigros? Sì. Aveva motivo di telefonare in azienda? Vi arrivavano telefonate del Sigros in azienda? Che lei sappia, naturalmente. Se arrivavano telefonate arrivavano negli uffici, quindi io non... negli uffici, dico, lei non è a conoscenza, quindi. E lei con Tuccio qualche volta andava negli uffici Sigros? No. Non le è mai capitato? No. Senta, con riferimento al Sigros, le è mai capitato di recepire delle lamentele del Tuccio?
circa questo rapporto negoziale? Cioè, mi spiego meglio, qualche volta con lei il Tuccio si lamentava della onerosità delle condizioni diciamo così, negoziate con il Sigros, vi diceva se per la vostra azienda cominciava a diventare antieconomico questo rapporto? Certo che me lo Cosa diceva? Perché? Cioè, che discussione avevate in quest'ambito? Lui mi diceva, fra i contratti, fra il 25%, il carettino... Scusi, cos'è il 25%? Quando noi altri facevamo il 3x2, noi altri davamo il 25% di sconto. Sì, e allora diceva, Quindi se lei si figuri che nella merce dura, che la resa è il 10%, dando il 25%, si andava addirittura sotto di margine. Si andava? Sotto di margine, completamente. Sotto di margine? Certo. Lei ricorda per esempio nell'ultimo periodo, quindi nel 93, quanto era la percentuale di premio fine anno che vi chiese il Sigros? Cioè che la maglia dovette pagare al Sigros? Sì, la percentuale qual era? Non so dire da ragioniere, però non ricordo, però so che erano sbagliati dei milioni. Però io personalmente Dico, e ricorda se di questo problema, proprio problema onerosità, condizioni Sigros, si fecero anche delle riunioni con i piazzisti per vedere se rimpiazzare il Sigros con altri clienti? non ricordo poco. Questo non lo ricorda. Dico, lei ha detto poco fa la percentuale, l'ho sentita dire dai ragionieri. Quant'era sta percentuale, questa Sigros? Si parlava di, se non sbaglio, passati 100 milioni. Non dico come percentuale globale sul fatturato annuo, il 5, il 10, il 12? Ma fra tutto quanto penso che sarà più del 15%. Il 15%. Il 15%. E lei ricorda se invece con altri questa percentuale era inferiore, per quelli che sono, diciamo, i suoi ricordi? Con altre ditte? Sì, era molto di meno. Era molto di meno. Grazie, ho finito. Pubblico Ministero, domande? Signor Randolfo, lei come veniva pagato? All'inizio prendevo con la matura 500.000 euro di fisso e più all'inizio 150 lire al chilo, poi 200 lire al chilo. Quindi mediamente in un mese quanto percepiva? Guadagnavo? Sì. Ma nella matura 1,5, 1,7. E nella maglia? Poi prendevo 3 milioni al mese. Quanto? 3 milioni al mese. Il suo lavoro era rimasto lo stesso oppure si era modificato? No, facevo poi, controllavo i piazzisti e tutto quanto, non facevo più il piazzista. E qual era il suo orario di lavoro all'interno della matura innanzitutto? Cioè per quante ore o anche meno si soffermava nella matura? Ma quando ero a Catania facevo l'orario, quando partivo con i piazzisti naturalmente di mattina presto alle 6. E quanto tempo si fermava in azienda? Di mattina? Niente. Andavo via con il piazzista, andavo via con il furgone, no? E poi rientrava o non rientrava? No. Mi lasciava a casa, pranzavo anche lui, poi se erano rimasti clienti andavamo a fare oppure no, oppure rientravamo. E chi era la persona con cui lei viaggiava? Non ho capito. Lei ha parlato di furgoncino, mi pare di aver capito. Ho con capito i vari che piazzisti. Con i vari piazzisti, con gli capitava. Cioè lei viaggiava assieme ad altri? Certo.
Cioè andavate in posti diversi con lo stesso mezzo, mi faccia capire? No, io controllavo i piazzisti, andavano i singoli clienti e controllavo quello che faceva il piazzista. Ah, cioè questo, mi scusi, quando era alla Maglia? Nella Maglia. Nella Matura io sto dicendo. No, nella Matura io uscivo la mattina e mi ritiravo la sera. E ritornava in azienda oppure no? Certo. Quindi posava, cioè il tempo che lei si fermava in azienda, voglio sapere, di mattina? Nella Matura io uscivo alle 6, poi smettevo naturalmente all'1 e mezzo perché i punti vendita chiudevano. Sì. Me ne andavo a mangiare, poi riprendevo il giro, rientravo e se c'era da lavorare nel caseificio lavoravo. Cioè aiutavo perché il caseificio era piccolino, quindi la lavorazione era... Quindi rientrava a che ora? 6, 7. 6 di sera, 18 sì. Diciamo. Sì. E se c'era da lavorare si soffermava. Mentre quando ci invece... davamo tutti quanti una mano, diciamo, anche se rientravano altri piazzisti, tutti quanti ci davamo una mano, per sbrigarci tutti quanti più presto. Mentre quando era alla Maglia? No, nella Maglia facevo un altro tipo di lavoro. Faceva? Ero addetto allo sviluppo vendite. Quindi rimaneva in azienda? No, usciva sempre fuori. Usciva sempre. E quindi quanto tempo si fermava all'interno dell'azienda? Se andavo con i piazzisti, la sera quando rientravo. Se no? Se no il tempo che il ragioniere mi diceva se c'era da fare qualcosa, da andare a prendere qualche assegno in qualche cliente e poi me ne andavo. E andavo, era sempre in giro. Era sempre in giro? Sì. Lei, io ho segnato così, mi pare abbia detto avevamo 10-12 macchine, cioè macchine, ho capito, nella Maglia. Mentre quando eravate nella Matura, quante macchine avevate? 4 che poi diventarono 6. Lei sa quanto costa una di queste macchine più o meno? Non ne ho idea. Non ne ha idea. Dalla Matura alla Maglia c'è stato un aumento di personale dipendente? Nella Maglia certo. Che tipo di incremento c'è stato in unità lavorative? Ma là diciamo che eravamo come operai 2, 6, 7, là eravamo in 50. In 50. Lei sa da dove il Tuccio abbia recuperato questo denaro poi investito nella... Non lo so. Mi pare di aver capito che gli uffici erano separati dall'azienda. Nella Matura? Nella Matura. Sì. Cioè, mi faccia capire la dislocazione. Sì, il caseificio era sottostante, no? In un garage sottostante e sopra all'entrata c'era uno scalo di ferro che si andava nell'ufficio. Cioè praticamente lo stabilimento era sotto il livello stradale? Sì. E c'erano delle scale che... No, c'era una scivola che si andava al caseificio. E per andare negli uffici? C'era una scaletta che portava negli uffici. Negli uffici. Lei sa perché la denominazione venne mutata in Amalia? Che cosa significa Amalia innanzitutto? Amalia era il nome della bambina della figlia del signor Tuccio. E invece il nome Matura che cosa significa? Non ho idea. Quindi sa cosa significa Amalia ma non sa cosa significa Matura. Lei sa se nella Matura vi fossero altri soci? Nella Matura credo di no. Ah? Credo di no. Lei il signor Mangion lo conosce? No, completamente. Lei ha detto che era stato assunto alla Matura tramite un amico. Sì. Chi era questo amico? Signor...
Non ricordo il nome del pubblico ministero. Era un altro piazzista che lavorava prima alla Matura con il fratello. Poi questo qua prese il posto alla Polenghi e mi dice: ci vuoi andare là? E mi presentò lui, ma però non ricordo il nome. Non ricordo il nome. Forse Di Mauro, mi sembra, Di Mauro. Non se lo ricordo. Chi era il maggior cliente della Matura? Ma come potenziale la SMA. E quando parla di SMA, cosa intende dire per SMA? Sigros. E anche nella... Prima era Sageo, poi diventò SMA. E il maggior cliente dell'Amalia quando la Matura divenne Amalia? Lo stesso. In che percentuale rispetto agli altri clienti? Se riesce a quantificarlo. Ma credo di parecchio. Di parecchio quanto? Diciamo 70 con 30. 70 con 30, quindi 70%. Lei ha fatto riferimento a delle discussioni che sarebbero avvenute a proposito del Sigros perché il discorso diventava antieconomico, mi pare di aver capito. È così o no? Ho capito male? Sì. Ecco, qual è il periodo? Riesce a indicare il tempo in cui vennero fatte queste discussioni? No, non ricordo sinceramente. Tanto per intenderci, lei sa se il Sigros ha subito un incendio? L'ho sentito dire dai giornali. L'ha sentito dire dai giornali. Dico, non è mai capitato che è andato a contattare qualcuno del Sigros dopo l'incendio? Cioè, siccome lei dice l'ho saputo dai giornali, lei faceva il piazzista e poi ha fatto il supervisore, mi pare di capire, dei piazzisti. Sì. E quindi lo ha preso soltanto dai giornali che il Sigros aveva subito un incendio, non ha avuto mai modo di commentare con qualcuno delle persone? Poi camminando 6 hanno incendiato là. Quindi l'ha saputo prima dai giornali e poi dal personale? No, andavo in giro giusto la mattina e mi dicevano: sai, hanno incendiato il Sigros. Sì, l'ho preso dal giornale e basta. Ecco, dico, rispetto a questo incendio del Sigros, lei ricorda queste discussioni con il Tuccio per il Sigros, se erano antecedenti? Completamente. Completamente che cosa? No, che cosa? Mi ripete la domanda? Io le ho chiesto queste discussioni che faceva con il Tuccio a proposito del fatto che il discorso era diventato antieconomico, la fornitura, mi è sembrato di capire, al Sigros. Questi discorsi, le chiedevo, sono antecedenti o successivi all'incendio del Sigros? Non lo ricordo proprio. Non ho altre domande, Presidente. Passerello. Signor Arnolfo, lei nell'ambito dell'Amalia, oltre al signor Tuccio, conosce se vi erano altri soci? Sì. E chi erano? Il signor Di Mauro. Come? Di Mauro. Sì. Pizzimento. Sì. E il dottor Marchese. Era gente che si vedeva in azienda? Sì. Certo. Pizzimento poi nell'ultimo lasso di tempo rimaneva là nel caseificio. L'ultimo lasso di tempo quale sarebbe? Quando c'è stato il dottor Bruno. Quando c'è stato? Il dottor Bruno. Cioè il curatore giudiziario? Sì. Non ho altro, Presidente.
Una domanda. Mi scusi, lei sa quali fossero i rapporti tra il Tuccio e il Marchese? Lei ha fatto riferimento a uno dei soci della Malia, al Marchese. Ecco, lei sa questi rapporti come erano nati? No, completamente. Cioè, lei lo ha conosciuto direttamente alla Malia? Sì, alla Malia. Non sa quale fosse l'origine di questi rapporti? No, completamente. Non l'aveva mai visto prima? No. L'ho conosciuto alla Malia. Ecco, lei l'ha conosciuto alla Malia, ha saputo comunque se il Marchese o comunque la moglie del Marchese avesse qualche altra attività economica? La moglie del signor Tuccio? Del signor Marchese. Aveva un'altra attività? No, non lo so. Vicino il Sigros di Ognina. Ah, se il Marchese aveva un'altra attività? Questa è la domanda. Ah sì, sapevo che aveva un deposito di alimentazione, via del genere. Ecco, questo quando l'ha saputo? Prima di vederlo nella Malia o dopo? No, nella Malia. E voi avete mai avuto, che lei sappia, avete mai avuto bisogno di materiale fornito dall'azienda del Marchese? Io sappia no. Un'altra domanda. Può andare, signor Ondorf. Può andare. Buonasera.